Presidente, vigilia di partita di derby sul campo del San Giovanni Gemini, in palio punti importantissimi. È la partita più importante della stagione? Potrebbe diventarla, potrebbe diventarla perché è chiaro che è una partita molto importante dove la posta in palio è molto alta, soprattutto alla luce delle decisioni prese in settimana del giudice sportivo che ha tra virgolette rimodulato la classifica, per cui serviranno più punti rispetto a quelli che noi avevamo programmato per traguardare l'obiettivo e di conseguenza domenica andremo a fare la partita a Gemini. Quali sono le insidie di questa trasferta? Ma guarda, le insidie sicuramente sono relative al terreno di gioco, sul quale noi non siamo abituati, però l'esperienza che hanno i miei ragazzi, l'ardore che metteranno in campo, probabilmente riuscirà a mitigare questa difficoltà. Posta in palio, come detto, importantissima, il Gemini per i playoff, l'Aragona per il salto di categoria. Allora che gara si aspetta il Presidente? È una gara sicuramente maschia, una gara tosta, una gara dove i margini di errore devono essere ridotti al minimo, una gara dove può fare la differenza sicuramente la giocata individuale, ma noi siamo pronti. Io vedo i ragazzi che sono veramente sul pezzo, sono carichi e quindi sono sicuro che domenica andremo a disputare una grande partita. La squadra non sarà da sola, ma avrà il supporto, l'apporto, il sostegno di tanti tifosi aragonesi. Sì, in settimana sono arrivate parecchie richieste di tifosi sportivi che vogliono partecipare a questa trasferta, quindi prevediamo un esodo da parte di tifosi aragonesi in quel di San Giovanni Gemene. Ecco, però tengo a precisare che è una partita di calcio, quindi l'obiettivo è quello che ci dobbiamo divertire nel massimo rispetto fra tifosi e fra società con cui evidentemente intercorrono rapporti eccellenti.